Vida Automobili. Da 80 anni, punto di riferimento nel mercato dell'auto regionale. Ti attende nelle sue sedi di Latisana, Codroipo e Portogruaro. Da Vida troverai un vasto assortimento di auto nuove a chilometro zero. Auto aziendali di tutti i marchi con chilometri certificati e 24 mesi di garanzia europea. Vida Automobili. Fidati! We Like Bike, percorsi cicloturistici, noleggio e-bike ed eventi. Visita il nostro sito www.welikebike.org. Buongiorno, peccato per quello che è successo sabato dell'Udinese, una sconfitta che ha lasciato molta amarezza, peccato per come è andata la partita, ma soprattutto peccato per il finale della partita. Ecco, io mi sto chiedendo una cosa e dopo la chiederemo anche ai nostri soliti ospiti, che non capisco perché con un pubblico del genere, affezionato, ritrovato, entusiasta, i giocatori, pur avendo fatto una partita non buona, diciamo, non abbiano avuto la dignità, l'educazione soprattutto, di andare, visto che era anche l'ultima loro presenza allo stadio Friuli alias Dacia Arena, di andare a salutare i loro magnifici tifosi. Questo è imperdonabile e mi meraviglio che l'allenatore Cioffi, che gode di tutta la mia stima, lo premetto, non abbia potuto e voluto intervenire a che i suoi ragazzi andassero a salutare. Questo mi è dispiaciuto forse più della sconfitta, ve lo dico sinceramente. Lascio la parola per continuare agli ospiti. Fabio Brini, buongiorno. Buongiorno. Ernesto Bozzo, buongiorno. Ciao ragazzi. Anche a Beppi Marcon, Elio Meroni e il nostro big Stefano Pontoni. Ciao. Volete continuare voi? Grazie. Ma io l'ho scritto ieri sera, adesso tra l'altro manderemo anche una clip di quello che è successo. Non è accettabile, ma anche perché quest'anno credo come mai, ma come non accade in altre piazze, perché è facile fare le paragoni con le grandi, ci sia stata un grande risposta da parte del pubblico, ci sono stati dei veri e propri esodi a Venezia, a Bologna, c'è stato un affetto che è andato in crescendo e questo affetto, se non ripagato più di tanto dai risultati, perché l'Udinese comunque chiuderà 12º, non in Champions League. 10 anni fa si andava in Champions League di questi tempi e il tifo non era secondo me così caloroso, e questo affetto doveva essere ripagato almeno con un saluto un po' più degno. Non costa niente a dei giocatori andare insomma a salutare la propria gente. Evidentemente non siamo la gente di questa squadra, questo è un grande dispiacere. Comunque prima di tutto mando la clip e così dopo ne discutiamo assieme.
filmato di... Dai, volete, Elio, dai, posso iniziare io, dato che è una cosa che Appunto. riguarda i tifosi, no? Niente, sono addolorato in una maniera incredibile proprio. Io uscendo dallo stadio sabato scorso me ne sono sentite a iosa da parte dei tifosi, giustamente, sentite tra virgolette, per far da portavoce sui vari canali, sulla stampa, sulla televisione, magari quando ci sia, magari quando mi ci possa essere data l'opportunità di esprimere, diciamo, un giudizio su questo fatto che a noi addolora tantissimo proprio, no? Ecco, se ne parlava più volte in questi mesi che praticamente l'entusiasmo si era tornato a creare tra noi tifoseria, squadra, ma anche in tutto l'ambiente, diciamo, anche voi giornalisti, canali social e tutto, per ritornare, diciamo, ai fasti di entusiasmo, sto parlando, che c'erano anni fa. E certamente questo fatto crescioso non ci aiuta a continuare su questo entusiasmo che si era incanalato, no? È una cosa bruttissima da vedere, ma molto più brutta, io direi, dopo che la squadra, e mi pare sia venuto solo un giocatore sotto in curva, la squadra si sia girata e abbia preso la via degli spogliatoi. Ma la cosa più brutta è stata quando per una seconda volta la curva ha inneggiato il coro di venite sotto la curva. E lì è stato bruttissimo perché non si sono neanche girati. Cioè, io capisco che era l'ultima partita casalinga, il risultato non è stato positivo, capisco l'arrabbiatura dei giocatori e posso anche capire che in quel momento, magari venendo sotto la curva, non so, una forma di vergogna poteva essere dentro di loro. Cerchiamo 50.000 scusanti, cosa volete che vi dica? È inaccettabile comunque, dai. La seconda volta che sei inneggiato, ti dicono di ritornare in curva, io mi aspettavo perlomeno che qualcuno, qualche responsabile, qualcuno lì facesse tornare indietro sulle posizioni più consone in una situazione del genere, perché c'erano tutti i presupposti sabato scorso, c'era lo stadio pieno e puntualizziamo, c'erano 20.000 friulani. Beppi, io vivo... C'erano 7.000 friulani e 13.000 juventini o milanisti o interisti, c'erano 20.000 friulani. Allora, per rispetto, la parola rispetto è fondamentale. Beppi, forse anche per educazione. Educazione, rispetto ed eleganza, in principal modo, potevi fare, dato che era l'ultima giornata di campionato, ripeto, c'erano tutti i presupposti, lo stadio pieno, una coreografia fantastica. No, questa proprio non l'accetto. A capo faccio da portavoce di tutta la tifoseria, perché in questi 2 giorni mi sono arrivate telefonate una dietro l'altra di capisco e sono giustificate. Vorrei anche aggiungere una cosa: a parte i giocatori che potrebbero essere arrabbiati, delusi, amareggiati della sconfitta, ciò non toglie, perché qualcuno mi ha fatto presente che quelli del Genova dopo la partita in Serie B, va bene, sono andati nella curva a salutare i loro tifosi. A parte questo, ma mi meraviglio del fatto che Cioffi, va bene, che dice di avere la squadra in mano, eccetera, 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 non abbia avuto quel minimo di buon senso per invitare i giocatori ad andare. E su Cioffi, sul quale io, ripeto, nutro grande stima per il futuro, mi meraviglio del fatto che abbia fatto delle dichiarazioni che non mi sono piaciute a fine partita. Punto a capo. Ecco. Posso dire ancora qualcosa sui tifosi? Allora, io vivo la curva, no? E vi dirò che in tutto il campionato, ma ultimamente in maniera particolare, i tifosi, gli ultras, tutto il gruppo di ragazzi con i tamburi, con tutti, incitano la squadra dal primo all'ultimo momento. Che vada bene, che vada male, non hanno mai mollato.
Questo, guarda, bisognerebbe sottolineare questa cosa, perché questi sono veramente ammirevoli. Cioè, ci sono ultras e ultras, ma questi ragazzi nostri, della curva nostra, tanto di cappello e bravi, non meritavano comunque questo. Una cosa fantastica, Elio. Hai detto Beppi. una cosa fantastica che meritano proprio. Io mi sono preso l'impegno sabato scorso di andare sotto proprio dove sono i ragazzi in balaustra. Ecco ragazzi, vedere l'entusiasmo che c'è in questa curva, perché vista da un'altra parte dello stadio è tutta un'altra cosa. Vivendolo lì, è una cosa magnifica. Per quello dico, e poi ragazzi, ci sono tantissimi giovani, questo è un bel segnale. E anche tante ragazze, tante, non solo maschi, tante donne. È questo che dà fastidio, ragazzi, è questo che dà fastidio, ma non ce ne vogliono tante, basta un briciolo di buon senso. Sono piccolezze proprio che ti fanno diventare proprio una tifoseria gioiosa, sono quelle anche se perdevamo, non importa, tu venivi sotto la curva, salutavi e andavano a casa tutti felici e contenti. Dai, era una festa, hanno cantato un'ora e mezza. Era una festa, dai. Hanno cantato un'ora e mezza i tifosi, ancora dopo la fine della partita, dai. Non era il clima di insulti questo qua, assolutamente. Vorrei sentire Fabio. Fabio. Scusa la domanda. Allora, vorrei sentire Fabio. Molto lo stadio e i club. È la prima volta che mancano di rispetto ai tifosi negli ultimi anni. Vediamo questa, perché adesso è un altro clima, un altro momento, il passato è passato. Possiamo andare a rivangare adesso situazioni spiacevoli. Va bene, non rivanghiamo. Sì, no, ma ti rispondo. Non stiamo andando a rivangare spiacevoli o cose del genere. È giustissima l'analisi fatta da Stefano. Era una festa sabato scorso, quindi tu avevi il dovere di andare lì, perché sapevi benissimo che insulti non ne prendevi. Ma sono d'accordo con te. Io sono perfettamente d'accordo con te, è ingiustificabile. Cioè, per quello dico che bastava quel briciolo di buon senso, ma dico solo che non era, non dico prevedibile, però rientrava nell'ordine delle cose. Perché? Perché è da tanto che ci fanno questo. Beppi, quando fate le cene del club, ok? Quando facevate le cene del club, quanti tifosi venivano? Quanti giocatori venivano? 2 alla volta. Ti ricordi tanti anni fa com'era il clima? No, il clima, Ernesto, si faceva fino a prima del Covid, si faceva la cena con tutta la squadra e tutti i club. Se lo faceva, abbiamo fatto per 3 anni di fila a Belvedere ed era presente tutta la squadra. Ti ricordi che ogni settimana i club avevano i giocatori? Ti ricordi che quando uscivi che potevi andare a vedere gli allenamenti? Ma sono tante le cose. Calcio, Ernesto, è cambiato il calcio. E allora noi dobbiamo farci tutto. Calcio, il mister No, ma sono d'accordo con te, Ernesto. Sono d'accordo con te. Io ti dico solo che è cambiato il calcio e siamo noi che dobbiamo tornarlo a fare, incanalare verso quelle direzioni. No, sono loro, non noi. Noi siamo rimasti uguali. Beppi, scusami, ma non è cambiato il calcio. Non è il calcio che è cambiata la società, che è diverso, perché queste cose si possono mantenere anche nel calcio di oggi, perché sono rapporti tra squadra e tifoseria fondamentali. Parlo in questa maniera per il semplice motivo che non è la tattica del calcio che è cambiata da 10, 15, 20 anni fa, è la testa delle persone che è cambiata. Tu pretendi che lo stadio sia pieno, ma al tifoso gli devi dare soddisfazione. Ieri è successa una cosa che per conto mio non dico che è sbagliatissima, ma di più. Io avrei fatto fare il giro dello stadio alla squadra. Bravo. L'ultima partita di campionato. Magari qualcuno si sarebbe aspettato questa squadra che fosse salita al 10° posto. Ci sta. L'ultima partita, lo stadio pieno, non c'era
chissà quali tifosi avversari, io gli faccio fare il giro dello stadio, se permetti. Sottoscrivo pienamente. Questo. E poi un'altra cosa, come fa? Io l'ho detto da quando è arrivato Cioffi e ho detto che ha cambiato questa squadra, e in effetti era vero, ma non accetto e non capisco quelle dichiarazioni fatte ieri dicendo non era la nostra partita, però la squadra era motivata. Che cosa significa? E adesso domenica o sabato o lunedì, quello che sia, devi andare a Salerno. Lo sai quale ambiente trovi a Salerno? Sì. E allora non è neanche quella la nostra partita? No, ma sono d'accordo, Fabio. Ottimo, Fabio, hai centrato il problema. Non so se si legge abbastanza. Le dichiarazioni, scusami, le dichiarazioni su questa cosa qua. Sì, no, Quindi, ma le dichiarazioni di Cioffi poi, anche per ritornare un po', cioè, fermo restando che la mancata saluto dei tifosi è una cosa della quale io mi sono personalmente vergognato e anche deluso, devo dire, amareggiato tutto sommato, perché in fondo siamo tifosi. Io mi aspettavo il saluto non solo alla curva, ma come diceva giustamente anche Fabio, il giro di campo. Hai perso una partita, va benissimo, ok, può succedere, l'hai giocata male, ok, però insomma io non dimentico quello che di buono è stato fatto con Cioffi, che ci siamo salvati già un mese fa, eccetera, tutto quanto, ma un saluto anche se hai perso. Gli altri hanno meritato di vincere punto a capo, fai il giro di campo e l'ultima partita ci rivedremo l'anno prossimo, che cosa vi costa? Perché non l'avete fatta? Allora vi sentite in colpa di qualche cosa se non l'avete fatta, ma nessuno vi avrebbe tirato niente, nessuno vi avrebbe detto niente, vi avrebbero applaudito lo stesso, perché i tifosi friulani sono fatti così. Non c'è solo la curva in uno stadio. Esatto, Posso i dire, distinti erano pieni, cioè i tifosi friulani sono fatti così. Lorenzo, È una questione di educazione. Lorenzo, Di ascolta, educazione. c'è da fare un distinguo però. Allora, io penso che sia rimasta imbarazzata anche la società, perché la società ha fatto un grandissimo... Ma no, dai, non mi Ascoltami, no, fammi finire. ma non è questione di società. In campo c'erano i giocatori, gli allenatori, i tecnici, c'era anche il direttore sportivo Marino. Mi fai finire il concetto? Allora io dico una cosa, c'è stata fatta una grande operazione di marketing, perché lo stadio 20.000, bisogna dire grazie alla società che ha messo i biglietti a 5 euro nelle curve e a 10 euro nelle... Ma sicuramente sì, esatto, allora ma l'ha stato detto. E ha portato un sacco di gente e questa è stata un'operazione fatta molto bene dalla società. Questo lo devi nessuno dire. lo discute e poi questa. I giocatori si siano comportati male e non abbiano seguito un po'. Questo esempio c'è un'altra cosa, però per quanto concerne la società ha centrato in pieno l'obiettivo, era quello di portare più gente possibile allo stadio, e ti dirò che ho visto un sacco di giovani che non avevano mai visto lo stadio, e questo è un modo per fidelizzare i tifosi nuovi del futuro. Qui ha sbagliato. Scusami Elio, allora se vuoi che ti dica il mio pensiero, chapeau alla società per quello che ha fatto, ma l'ho detto anche in altri momenti. La società ha fatto un'operazione di marketing straordinaria e va dato atto e ringraziarla per questo. Ma torniamo al fatto perché questi giocatori non si sono sentiti, seppur sono stati sconfitti, seppur hanno giocato male, seppur tutto quello che vuoi, va bene, andare sotto i tifosi e fare il giro di campo come diceva Lorenzo, inoltre al di là dei giocatori che magari, sai, la transagonistica ti porta magari ad altri pensieri, quello che vuoi, eccetera, ma c'era un allenatore, c'era lo staff, c'era il direttore sportivo Marino, c'erano tanti componenti della squadra che avrebbero potuto dire: signori, dietro front, salutate. Avrebbero potuto farlo. Ecco, Lorenzo, questo mi meraviglia, questo, e mi dispiace, mi amareggia, cioè non è che adesso faccia una guerra santa per questo, ma mi amareggia, posso dirlo. Basta. Allora, so per certo, perché poi al terzo tempo eravamo tutti riuniti lì che si discutevano di queste cose qua. E dopo le partite qualche persona che fa parte della dirigenza dell'Udinese viene spesso a trovarci a bere il bicchiere assieme a noi. So per certo che la società verso questo fatto bruttissimo che si è verificato dopo la partita era più incazzata di noi di questa cosa qua.
era più incazzata di noi. Quindi adesso voi magari potete farmi anche questa domanda. E allora la responsabilità di chi è in quel momento, in quel, cioè nel posto, in quel posto e in quel momento, chi è responsabile della squadra? Ecco, magari possiamo ponerci questa domanda qua. Beppi, chi è il responsabile della squadra in quel momento? Chi doveva fargli fare il giro di campo? Chi doveva Appunto. fargli andare sotto? La risposta è- L'allenatore, lo staff, il team manager e il direttore dell'area tecnica. Non so. Allora cosa abbiamo detto fino adesso? È il capitano, Appunto. come dice Roberto Pironi. Il capitano. E ci vorrebbe capitano, appunto un capitano, una persona di personalità fra i giocatori, che l'unico è stato Permettetemi, Pereira. sono stati sotto la curva, sono andati 3 giocatori. Ernesto, se magari c'è una persona che si dimentica per tutta una serie di conseguenze che si sono verificate in quei 100 minuti, che magari sei arrabbiato, hai la testa piena, ce ne sarà un'altra, una seconda, una terza, una quarta, no? Ernesto, che prende queste decisioni. Ci sono Io stati... sono convinto, per me parte Allora, dalla c'è società, una sempre, persona, è la non responsabilità di dobbiamo tutti. buttare la croce verso solo una persona. No, ma Ci sono stati assolutamente, 3 giocatori però- comunque che sono andati, che si capisce abbiano un legame, sicuramente Sì, è ma un quella è aspetto una cosa diverso. negativa, caro Stefano. Quella è una Pereira, cosa molto Noiti negativa. e Silvestri sono Allora, stati. quella è una cosa molto negativa, che solo 3 giocatori sono andati sotto la curva. Prima cosa. Seconda cosa, ultima di campionato, questa andava programmata prima ancora della partita. Non doveva essere fatta alla fine della gara prendendo Tizio, Caio e Sempronio. Allora, per rispetto, e mi dispiace dirlo, la società doveva imporre all'allenatore, ai giocatori, al termine della partita, qualsiasi sia stato il risultato, di salutare il pubblico. Troppo facile andarci quando vinci, quando devi prendere gli onori e gli applausi. Perfetto. Avrebbero preso solo Perfetto. applausi, lo stesso. Scusate, Perfetto. vogliamo dire una cosa, che ai giocatori dell'Udinese, non faccio nomi perché non riguarda qualcuno di specifico, alla gran parte dei giocatori dell'Udinese, dei tifosi dell'Udinese, non gliene frega molto, ma non oggi. Ernesto, Ma non non stiamo oggi, dicendo anche queste cose, ieri, anche ieri. No. Ma Beppi, quando tu hai giocatori che dopo che sono arrivati a Udine, dopo un mese ti dicono sono stato bravo e non vedo l'ora di approdare ad una grande squadra, di te guarda che non gliene frega niente, Guarda che il calcio è cambiato, è così la cosa. Quante volte i giocatori dell'Udinese adesso vengono fuori e fanno baldoria con voi tifosi? Una volta lo facevano. Il calcio è cambiato. Sono affezionati a Udine, non vedono l'ora di firmare un contratto con qualche zero in più, ma non è vero, sono io che sono cattivo. Ma è sempre stata così, Ernesto. Guarda, vedi Sanchez quando torna a Udine, nonostante che sia andato in grandissime squadre, è sempre molto attaccato e viene sempre a salutare, è molto legato all'ambiente. Non sono tutti così, Ernesto. Non sono... Ma ho detto che sono tutti, tu non mi ascolti mai, tu hai preconcetti. Io ti ascolto, ma però non mi ascolti bene. Non è il caso di dire No. questo perché Ma perché non è il caso? Ma perché non è il caso? Scusa Elio, spiegami perché ieri i giocatori dovevano essere portati da qualcuno e non sono andati da soli. Perché c'era bisogno che qualcuno li portasse sotto la curva? Perché avevano paura che gli tirassero le molotov, perché avevano paura dei fischi, perché avevano bisogno di qualcuno? Perché non sono andati da soli? Ma dai! Cioè, secondo me in campo c'è un capitano, il capitano era quello in campo, era quello che doveva dire qualcosa, eventualmente qualcuno seduto in panchina avrebbe dovuto rimandarli dentro, questo forse era il problema. Cioè, probabilmente secondo me Chiuderei tutto questo discorso con una clip e dopo possiamo parlare di calcio giocato, no Lorenzo, e di mercato soprattutto. Molto meglio. Ormai la stagione va in archivio. Questo video arriva anche questo dalla curva,
Matteo Baldan, che tra l'altro ha con uno striscione ringraziato Striger Larsen, che era la sua ultima partita. È arrivato quindi uno striscione di ringraziamento anche a Striger Larsen. Giusto? Apprezzabile. Penso. Via la clip. Venite su. Erano anche sordi, mi pare, ragazzi, perché a quel punto lì, sotto la curva, esatto, sotto la curva, li chiamavano loro sotto la curva, non ho capito perché non siano andati. E li applaudivano anche. È inspiegabile, Li stavano applaudendo, Sì, stavano applaudendo, ma io non capisco, veramente è una cosa non fuori so dal cosa gli mondo. sia saltato in testa, non Fuori dal mondo, non lo so, insomma. Con quello che hanno fatto quest'anno i tifosi dell'Udinese, quest'anno, sempre, perché i tifosi dell'Udinese io non li cambierei con nessuno al mondo, detto tra noi, però cavolo, non riesco a capire perché, e perché nessuno li abbia poi, dice andate, ma non solo sotto la curva, come diceva Fabio, dovevano fare il giro di campo, è finita una stagione, è finita anche in bellezza, parte la sconfitta, ma è finita con la salvezza, un altro anno di Serie A, ci avete fatto godere per tante partite, altre abbiamo sofferto, non importa, resettiamo tutto, però abbiamo il gusto di fare un altro campionato di Serie A, fate il giro di campo, santi Dio, su, e che ci vuole, bisogna mica fare Oxford per capire queste cose. Sì, tifosi che saranno a Salerno, tantissimi sono. Tra l'altro, pensa tu, vanno a Salerno, una partita che per noi non conta nulla, va bene, e vanno a Salerno, come allora, sono andati da tutte le altre parti, oltretutto. Due pullman di club affiliati alla UC sono in partenza per Salerno e sono i pullman di Fagagna e di Spilimbergo, quindi lì sono più di 100 persone solo lì, più altre persone che andranno giù in aereo, e senza contare i ragazzi della Nord, quindi si presume che giù a Salerno ci siano almeno 200 tifosi friulani. Per l'ultima di campionato, che non vale niente, ci si aspetta un inferno a Salerno, perché per loro... che partita ti aspetti, Beppi, dall'Udinese domenica, sabato o lunedì? La nostra partita o giochiamo con la terza squadra? Cosa devo risponderti, Ernesto? E cosa ti aspetti? Cosa ti aspetti? Brava Nadia, vai. Mi aspetto dall'Udinese una squadra sicuramente che vorrà, presumo, concludere bene questo campionato dopo la sconfitta di sabato scorso. Però allo stesso tempo mi aspetto una squadra come la Salernitana, proprio assatanata, proprio che giocherà col coltello tra i denti di fronte a 30.000 persone. Quindi adesso non so se pensare di aspettarmi una vittoria nostra oppure una vittoria della Salernitana, che forse sarebbe meglio. Se no aspettiamo sempre la vittoria nostra, però la Salernitana è salva. Fabio, sai la cosa che mi ha lasciato deluso ieri? No? Perdere con lo Spezia ci sta, perché le motivazioni a fine stagione sono importanti, però dopo una stagione come questa, che quest'anno la glorifichiamo, ma poi alla fine è uguale a tutte le stagioni degli ultimi anni, né più, no? Alla fine no? Alla fine sempre quella è la minestra. No. Mi aspettavo, no Elio, no, grande stagione. Un altro anno, dai, dire così, dai. Non è stato cosa? Dai. Quest'anno io dico che la parte
seconda parte del campionato è stata una bella parte di campionato che ha No, soddisfatto no, tanta gente. Elio, Non si sono parlava contento che sia soddisfatto. Elio, si parlava come posizionamento di classifica. Va bene, però da dove siamo Ah, partiti? vabbè, ma cosa te ne Come frega? prestazioni, anch'io concordo con te che sia stato fatto un girone di ritorno Dai, e ci ha dato delle se no tutta sta soddisfazioni. gente qua non veniva allo stadio neanche per 5 euro, guarda, te lo dico io. Ah, No, infatti hai visto come li hanno trattati, la No, prossima questo è un volta altro ci discorso, penseranno. No? La delusione è stata che non ci hanno messo la volontà di vincerla. Quando la prima domanda che ho fatto la scorsa puntata a Fabio è stata proprio questa. Io credo che Fabio sabato sia rimasto sconcertato. È vero Ernesto, perché come posso dirtelo, mi è dispiaciuto per i tifosi friulani. Io ci tengo in maniera incredibile, però, ripeto, al di là del risultato, che tu puoi perdere tranquillamente, perché ci mancherebbe, ci sono due squadre, c'è un arbitro, c'è un pallone, chi è più bravo vince la partita. Tu non l'hai fatta come la dovevi fare o come l'hai fatta nelle altre occasioni. Però alla fine il rispetto di chi sta in quel stupendo stadio, tu devi averlo. Anche se sei del Sudafrica, se sei norvegese, se sei americano o sei nigeriano, tu per chi viene allo stadio devi portare rispetto, sia nel bene che nel male. Perché l'ho detto prima, è facile andare sotto la curva quando si vince, o fare il fenomeno, o saltare, come quelli che baciano la maglia e dopo 5 minuti stanno da un'altra parte. Cioè, il calcio è cambiato, sì, bene, però sono le mentalità all'interno di una società che non deve cambiare. Io andavo fuori e mi fermavo a mangiare, perché c'erano i banchetti dove con i tifosi e non si parlava della partita. E questo è il bello del tifoso friulano, che lo stadio ti possono anche fischiare, finita la partita era tutta un'altra cosa, era tutta un'altra musica, e questo è lo spirito di aggregazione di una squadra. Si è perso questo, certo, la colpa sarà di qualcuno sicuramente, perché si è voluto, secondo me, allontanare la squadra dai tifosi, e poi si pretende che la gente vada allo stadio. Scusami Elio, ma non sono le 5 euro del biglietto che portano i tifosi allo stadio, è la squadra che porta i tifosi allo stadio. Quello che ho detto io prima. Stare insieme ai giocatori che porta la gente allo stadio. È vero. E io di fatto ho detto che non era per i 5 euro che i 20.000 erano allo stadio, erano perché questa squadra ha dato la soddisfazione, era l'ultima e sono andati tutti allo stadio per questo, dico. Cioè, io sono contento di questo campionato alla fine. Sono contento perché in prospettiva io vedo una squadra che ha un futuro, questa, perché se questi giovani, perché la squadra è inutile che sbatti la testa allora ti dico di no, madonna, allora dico, no, se questi giovani, guarda Udoge, quanti anni ha Udoge, guarda Mackengo, guarda tutti questi qua, se questi riescono a mantenere questo gruppo per 3 anni l'Udinese, ma alla fine di questo ciclo avremo un squadrone, io dico che al terzo anno potremo raccogliere qualcosa, e questa è la mia convinzione. E io invece la mia convinzione è che potremmo fare quello che dici tu se non venderemo i migliori. Guarda, abbiamo due posizioni diverse. Possiamo vedere come era sempre fatto in passato, guarda. Elio, ma se io prendo la trasmissione dell'anno scorso, tu eri contento l'anno scorso, eri contento 2 anni fa, eri contento 3 anni fa. Hai sempre questa prospettiva, sono 15 anni. Io vivo da ottimista. Io spero di vederla la tua prospettiva prima di morire. Cosa vuoi che ti dica? Io sono un ottimista e credo. Ma sì, ma anch'io sono ottimista, ma sono, come ho detto a Stefano un paio di settimane fa, sono realista. Elio, fai la media dei punti degli ultimi 5 campionati. Tu sei contento perché ti va bene, ma ti va bene. Non hai guadagnato niente. Non c'è stato nessun miglioramento di quello che ti pare. Tu hai la prospettiva per l'anno prossimo. Io sono d'accordo con te nell'ipotesi in cui questa squadra fosse non smembrata ma solo rinforzata. Vabbè, Stefano, questa squadra venderà i migliori. Le voci a secondo come la pensi tu. Lasciali lavorare, no? Stefano, guarda, io non sono mai andato in società a dire fate questo o quest'altro, quindi
io non gli metto i bastoni sulle ruote per fare lavoro. Io non ricordo in tutte queste trasmissioni questa squadra verrà migliorata, i migliori di questa squadra che fine faranno? Te lo chiedo. E io dico, guarda, sappiamo che Deulofeu probabilmente e Bonena saranno le due, quelle che manterranno tutto il gruppo, perché quegli incassi che ci farà su loro sono quelli che porteranno avanti l'Udinese. E poi io ribadisco una mia teoria che ultimamente sta venendo fuori anche in altre persone. Questi ultimi 5 anni l'Udinese... Posso subentrare al ping pong di Ernesto? Lasciami finire un concetto. Va bene, detti 15 solo voi, Elio, fino adesso. Esatto. Scusa, io sono in silenzio. Rilassati, fai un giro in bici, sentiamo Beppi. No, volevo rispondere a Fabio, all'analisi che ha fatto giustissima prima Fabio. Allora, io l'ho applaudita, grazie Fabio. Sono presidente da 3 anni, che ogni mandato dura 3 anni, no? Allora, su questa cosa qua, nell'ambito del direttivo, ne parliamo spesso, Fabio, ne parliamo spesso. E la nostra intenzione all'inizio era quella di ritornare, anche se il calcio è cambiato, a legare con i giocatori e a farli sentire partecipi del nostro territorio, delle nostre culture, come si faceva una volta quando eravate voi, Fabio. Ci si incontrava nelle osterie, si faceva ogni settimana una cena. Poi purtroppo è venuta questa brutta cosa qua del Covid che ci ha bloccato, diciamo, queste iniziative che noi volevamo tornare a intraprendere, anche d'accordo, puntualizzo, anche d'accordo con la società. Ci siamo incontrati più volte e volevamo tornare appunto a intraprendere questa strada. Purtroppo non c'è stato permesso per il Covid, ma la nostra intenzione, Fabio, è quella di ritornare a praticamente collaborare e far capire ai giocatori quanto siano importanti queste cose, che saranno piccole per certe persone, ma sicuramente ti danno una carica, e per noi specialmente sono cose grandissime che possono giovare anche agli stessi giocatori. Però Quindi, Peppi, permettimi una cosa, da Colantuono in poi non si può vedere gli allenamenti, quindi è un po' antecedente. E poi ti dico, anche il rapporto con i giornalisti, con la stampa, soprattutto locale, a meno che tu non sia uno di quelli che paga i diritti, è anni che non si può parlare con un giocatore, è anni che non c'è nessuna occasione di dialogo e di vicinanza. Quindi, diciamo, il Covid c'entra, sicuramente ha fatto i suoi danni, ma c'è una filosofia un po' generalizzata del calcio di oggi, che è quello di tenere sempre più lontano, di tenere rinchiuso in questa bolla squadra e dirigenza, perché non si sa mai cosa possono dire, non si sa mai cosa può succedere. Io non credo che spesso non succede nulla la maggior parte delle volte, tantomeno in piazze come Udine. Io credo che se io e Lorenzo andiamo a fare un'intervista a un giocatore, sicuramente non gli chiediamo cose che lui non ci vuol dire. Non c'è più un rapporto, va sottolineato questo, purtroppo non c'è più un rapporto, siamo due corpi staccati, ma così a Udine, ma anche in tante altre parti, cioè non solo Udine, così in tante altre parti. Sì, perché il calcio di oggi non ci meravigliamo neanche assolutamente. Ma io vorrei chiudere, scusami Ernesto, io vorrei chiudere una cosa, vorrei che qualcuno mi spiegasse, perché io non sono molto intelligente, lo confesso, ma non le ho capite le dichiarazioni di Cioffi alla fine partita. Non so se qualcuno è in grado, visto che è molto più giovane di me, di spiegarmele, perché adesso ricambiamo discorso. Cioè, Fabio. Cioè, l'ho detto prima, la squadra era motivata, però questa non era la nostra partita. Io non riesco ancora a dare una risposta. Lo ripeto, per me lui ha cambiato la mentalità di questa squadra, però permettetemi che io l'intervista che ha fatto non l'ho capita e non la capisco tuttora. Sono contento, siamo in due almeno. Perché non la capisco? Perché io devo andare a leggere pure quello che succede domenica a Salerno, perché se leggo questa intervista io già mi proietto la gara di domenica e non vado oltre con il mio pensiero.
perché l'Udinese ultimamente è stata l'arbitro e sarà l'arbitro delle retrocessioni. E allora come la vogliamo mettere? Per la serie, 3 punti alla Salernitana in casa. No, io 3 dico punti allo Spezia. dico solamente E a questo. Salerno? Cioè non voglio andare a pensare a altre situazioni, perché da allenatore, e sto parlando di un collega, non accetto questo tipo di discorsi, perché io potevo benissimo andare in sala stampa e dire mi scuso con i tifosi perché oggi non siamo stati all'altezza, punto. Sarebbe stata una cosa più corretta. La squadra voleva fare, ma non è riuscita, perché c'era una squadra che cercava e aveva più motivazioni di noi dello Spezia, perché giustamente ci sta anche questo, ci dispiace e finiva la storia. Esatto. Penso che l'unica cosa interessante che abbia detto Cioffi nel post partita sia stata quella che comunque un accordo sul rinnovo è più che vicino, quindi quella penso sia stata la cosa Ma questo non discutiamo, più Stefano. interessante Stefano. rispetto al resto. È chiaro, Stefano, che io non do giudizio di No. Cioffi su questa partita. Io ho sempre detto che da quando è arrivato ha cambiato la mentalità di questa squadra e dico che è stato bravo, Certo. è stato bravo, però bisogna essere bravi anche nei momenti di difficoltà. Perché? Perché nella stagione che verrà successiva non è che possiamo pensare che l'Udinese non abbia momenti di difficoltà, ed è lì che si vede un allenatore, è lì che si vede il carattere. Scusate, Ma tu, Fabio, posso dire una cosa, scusate, sul campionato? Perché adesso ho fatto mente locale su una cosa. È divertente perché i fatti dimostrano che proprio questo campionato è proprio un campionato scadente. Beh, ti ricordi quando si diceva che per salvarsi servivano 40 punti? Cioè, è capace che la Salernitana a 31 sia salva. Cosa dice tutto questo? Dice No, però però Ernesto, comunque è stato un campionato. Non ti si sente, Stefano? No, ma questo è vero, è stato un campionato, io Comunque, lo definisco è facile sempre tirare, su, dai, è stato un campionato, cioè non dimentichiamo che l'Udinese negli ultimi 15 giorni ha fatto 5 No, adesso partite. non parlavo dell'Udinese, parlavo del Sì, campionato. ma in generale, un po' tutti. In genere È chiaro parlavo, che è stato un 30 campionato. punti. Sì, è un campionato scadente, insomma, e lo si vede anche a livello europeo, insomma, parliamoci chiaro. No, ma non è, però non incensiamo sempre il resto. Cioè io non è guardo necessario, anche sono i fatti questi altri che campionati parlano, e ti dico che sì, in Germania il campionato è finito 6 mesi fa, non c'è nulla da vedere. In Francia pure. Cioè, ok, la Premier League, però sì, la Serie A comunque è divertente, in testa, in coda fino all'ultima giornata. Dai, insomma, io voglio essere anche sì, andiamo anche a guardare un po' però onesto su questo, dai. Di tanto intanto io non ho il campionato italiano, vediamo che al penultimo, terzultimo posto sono due squadre con storiche, diciamo, Genoa e Cagliari, specialmente il Cagliari, con un organico che non è da terzultimo posto in classifica, perché se andiamo a vedere i giocatori del Cagliari, ragazzi, io non so come facciano ad essere lì in classifica, E quindi volevo dire, tanto scadente che sia, ci sono due società storiche, gloriose, come Genoa e Cagliari, che probabilmente finiranno in Serie B. Sì, quindi... Poi io non ho capito una cosa, scusatemi, ma negli altri anni o qualche anno fa, non so, non mi ricordo, non ho la cognizione esatta del tempo, ma le ultime 3 partite, io mi dico 3 giornate di campionato, si giocava tutti quanti alla stessa ora. E questa è una cosa che non capisco. Perché giocando prima o giocando dopo si dà qualche vantaggio e qualche svantaggio alle altre squadre, da un punto di vista mentale. È corretto o no questo? Stefano, tu sai qualcosa degli orari?
Non Dovrebbero è uscire uscito oggi, ancora no? l'orario, stavo per dirti, non è uscito ancora l'orario dell'ultima partita, dovrebbe uscire adesso in sostanza. Anche perché noi No, io ho visto club che le ultime... organizzati, sai, No, io ho visto che una su cosa un sito, importante è eccetera, sapere anche che l'orario. hanno messo No, che no, domenica, Lorenzo, bisogna aspettare ancora. ecco, comunque aveva scritto che domenica si giocheranno tutti alle 15:30. Non so se sia valido questa No, non è affermazione o valido, meno. sono orari tutti da Ecco, definire. magari spero che ce lo dicano prima di domenica, forse sabato, non lo so, quando aspettano a dircelo, non so, è una cosa strana anche Oggi questa. dovrebbero Cioè, noi uscire. abbiamo una federazione, è una cosa che è allucinante, lasciamo perdere, l'abbiamo visto. Vabbè, però insomma, io mi ricordo che le ultime 3 giornate di campionato, va bene, sia per ragioni di scudetto, sia per ragioni di retrocessione, si giocava tutti alla stessa ora. Adesso non si può più perché naturalmente i soldini sono i più importanti E del si calcio. giocava di sera? Bravissimo, anche perché la stagione lo consente, Esatto. tra l'altro. Quindi c'è qualcosa che bisogna rivedere, ma qui non possono rivedere assolutamente nulla, come quello di fare un campionato magari a 18 squadre invece che a 20. Vabbè, comunque Comunque io sono là. non vorrei difendere nessuno, ritornando alle ultime prestazioni della nostra squadra, perché abbiamo già parlato che il lavoro fatto da Cioffi nel girone di ritorno è stato egregio, diciamo. Inizio dicendo che appunto non voglio tirar fuori scusanti né niente, però ragazzi, ricordiamoci che noi stiamo giocando da un mese senza Beto e senza Success, che per noi sono fondamentali davanti, sono fondamentali. Se noi giocavamo con quei 2 giocatori lì davanti, sicuramente avevamo qualche punto in più e si poteva anche pensare di arrivare a quota 50. Se noi arrivavamo a quota 50, eravamo tutti qua felici e contenti a dire che è stata una grande stagione. Ripeto, non sono delle scusanti, però sappiamo benissimo quanto è importante per l'Udinese, per il volume di gioco dell'Udinese, per l'impostazione che dà il mister, questi 2 giocatori davanti sono fondamentali. Lo abbiamo Io sempre detto. sono della linea di Elio, perché ci siamo divertiti, dai, a tratti dobbiamo dire la verità, e al Ma ritorno dai, ci su siamo ragazzi, divertiti, insomma, io mi ricordo la partita di Firenze, cioè ragazzi, dai, sì, insomma, non la puoi, partita in non è casa a tutta una Bocagliari, schifezza, eccetera. dai. Ci siamo veramente divertiti, ma Vorrei non divertiti, riconosciamo, ma non divertiti solo perché abbiamo vinto, e largamente anche, ma soprattutto perché abbiamo rivisto una squadra che giocava a calcio con delle geometrie, con delle cose. Cioè, abbiamo visto, ricordatevi il gol di Molina, non so contro chi, adesso non mi viene in mente, da 30 metri di controbalzo cioè abbiamo visto delle cose straordinarie, non Ci possiamo siamo divertiti, dimenticarcele. dai. Su, ci siamo divertiti, via, parliamoci chiaro. Probabilmente, ed è anche forse comprensibile, diciamo, sul piano psicologico, che la squadra contro lo Spezia non abbia avuto le stesse motivazioni, inconsciamente o consciamente, che aveva l'altra, che aveva un obiettivo da raggiungere. Insomma, lì si può capire da quel lato lì, non possiamo buttare a mare tutto. Io di Cioffi ho la grande stima, lo ripeto e lo ripeterò continuamente, che se rimane sarebbe un affare per lui, per noi e per l'Udinese. Però insomma non possiamo adesso gettare la croce perché hanno perso contro lo Spezia. Certo che sul piano, se giocavamo 2 mesi fa contro lo Spezia probabilmente avremmo vinto, è chiaro. Però chiaramente le motivazioni hanno una loro importanza. Ecco, erano un po' svuotati. Io non ho mai visto un Udoge come quello che ho visto contro lo Spezia. Non ho mai Esatto. visto alcuni giocatori proprio sfasati. Anche lo stesso Marì, pur avendo fatto gol, insomma, non è sembrato quello di sempre. No, Insomma, no. forse stava anche male perché era anche incerto se giocare o meno. Ma insomma, abbiamo visto dei giocatori che indubbiamente non erano nelle condizioni mentali, soprattutto, e forse anche fisiche, se vogliamo. Perché insomma hanno tirato la carretta, 5 partite in 15 giorni, non dimentichiamocelo, insomma, hanno un loro peso. Per cui diciamo che la sconfitta ci può anche stare, assorbiamo tranquillamente. È chiaro che a Salerno mi aspetto, non dico una grande reazione, ma perlomeno uscire dal campo sapendo di avere fatto il proprio dovere. Insomma. Poi se le motivazioni chiaramente superiori della Salernitana imporranno che dobbiamo uscire sconfitti, vabbè, ce ne faremo una ragione, insomma, ecco.
Però, l'importante insomma, è che si gettino ecco, che si siano state ecco. gettate le basi per la prossima stagione. Che Bravissimo, questo sia ok. E soltanto credo che le basi per la l'inizio. prossima stagione siano state gettate quest'anno, perché insomma, al di là del E fatto questo che lo sanno potrebbero... solo loro. Questo lo sanno solo loro. Sì, lo sanno loro, però si può ipotizzare che Deulofeu e Molina se ne vadano, per carità, ed è anche giusto perché la società deve fare plusvalenza, eccetera, ma al di là di quello ci sono dei giocatori che hanno dimostrato di poter reggere bene la Serie A, di giocare ad alti livelli, eccetera, eccetera. Quindi io credo, io sono ottimista come lo è Elio per la prossima stagione, perché adesso Stefano, finalmente ha esordito, diciamo, finalmente cosa ci abbiamo visto aspettiamo? Dekovic anche che è entrato e ha fatto la sua prima apparizione allo stadio. La punta Quindi, ha fatto. ecco, quindi, vabbè, però l'abbiamo visto, insomma, c'è anche lui e non Ma è se tanto volevi scarso. vederlo, lo trovi in giro per Udine la sera. Ecco, beh, insomma, io sono un casalingo, quindi non ho questa opportunità. Quindi, pazienza. Comunque, una cosa da sottolineare, che dall'evento di Cioffi eravamo una di quelle squadre che segnavano meno di tutte, da Cioffi in poi insomma abbiamo fatto un sacco di gol. E hanno segnato un po' tutti, anche sabato scorso hanno segnato i difensori. Nonostante che abbiamo perso 2 gol e abbiamo fatti anche sabato. Quello che invece lo devo dire, mi ha profondamente deluso, lo devo dire, quello che mi ha profondamente deluso e nel quale io speravo in qualcosa di più, conoscendolo anche dal passato, è stato Pussetto. Ecco, mi dispiace. Pussetto non c'entra niente con questa squadra. Questa è la mia opinione. Non è il suo ruolo, non è il suo ruolo quello lì. Non può fare il centravanti. Anche l'altro Per esempio, giorno nessuno ha sottolineato, io vorrei sottolineare le cose positive. Io ho visto una crescita incredibile da parte di Wallace, primo, e poi lasciando perdere Molina, Udoge, che insomma quelli si sa, si sono ormai consolidati, ma poi ho visto che noi abbiamo, e non rimpiangiamo, abbiamo un grandissimo portiere, Silvestri, di cui parliamo sempre poco. Ma Silvestri, secondo me, dopo Maignan, oppure siamo lì, dopo Maignan è il miglior portiere d'Italia, ragazzi. E non rimpiango Musso, scusate. Non ci ha fatto rimpiangere Musso per niente. Ecco, vedi, meno male. Ecco. Quindi, sei d'accordo tu che hai fatto anche il portiere, Fabio? Non sono d'accordo per i capelli. Ah beh, quelli guarda, deve cambiare barbiere sicuramente, guarda. Che cambi barbiere, guarda. Lorenzo non lo farà. È pettinato come un rasta, no? Dio mio, per carità. No? Scusa, se questo gli dà vabbè, comunque anche se pelato rimane sempre un grandissimo portiere. È stato bravo Lorenzo. Però se cambiassi i capelli non sarebbe male. No, io volevo dire, cambia barbiere, fai qualcosa, insomma, o a meno che vada mi sa che vada al barbiere sempre di lunedì, non lo so. No, comunque Fabio non deve piacere a te, probabilmente alle donne piace, no? Questo tipo, sai. Guarda che è sposato, insomma. Non deve piacere, a me ci mancherebbe anche. Però dico, sai, un look un pochino più... Dai. Ma ce n'è di peggio, Fabio, ce n'è di peggio. Se ti vedi in giro, certi come sono conciati, guarda, senti, lui è ancora... Non parliamo poi dei tatuaggi, per carità, quindi, vabbè. Ci sono dei romanzi scritti sul corpo dei giocatori, Quelli ormai... Non vanno da Italo Regolazucche a farsi il capello. Come Stefano? No, non vanno da Italo Nicoletti, Regolazucche in via... Il Regolazucche è grande Italo. Grande Italo, lo salutiamo. Io volevo salutare anche tutti quelli che scrivono da Madrid, da Cipro, da Napoli, da Salerno anche. Salutiamo tutti perché è un piacere sentire che ci siano tanti tifosi in giro per il mondo dell'Udinese. Mamma mia, incredibile. Vabbè, siamo in chiusura, cosa dite voi? Aspettiamo naturalmente l'ultima puntata, l'ultima performance, auguriamo che sia tale, dell'Udinese a Salerno. Fai buon viaggio, Beppi, mi raccomando. Io mi auguro che almeno domenica, sabato, venerdì, lunedì, qua non si capisce niente quando si giocherà. Che ti diano almeno l'orario per arrivare allo stadio. No, poi mi auguro che magari la squadra a fine partita venga a salutare quei 200-300 spettatori friulani che si sobbarcano un viaggio così lungo e magari in parte
ripareranno alla brutta figura che hanno fatto sabato, perché questa si può chiamare brutta figura, dai. Un caro saluto a mister Fabio Brini, mai dimenticato qui. Quindi questo significa, Fabio, che tu devi tornare qui a farti vedere in carne e ossa, non soltanto via streaming con noi. Arriva. E vi annunciamo che Fabio sarà qui presto. A Salerno ho vinto un campionato, poi ho allenato in B, sai, è una tifoseria incredibile, stupenda. Ma non cambiare discorso. Metti una buona parola, Fabio, allora. A giugno sono su. Ecco, allora, a Fontana Fredda giocare con le vecchie glorie dell'Udinese, perché ci sarà anche, non solo Fabio Brini, ma ci sarà anche Zico e tanti altri. Lo possiamo dire, Stefano? Lo possiamo dire. Ecco. Allenati, Fabio, allenati, non puoi far figure adesso. No, ma sto abbastanza bene, sai, 5 sì? minuti li posso fare tranquillamente. Va bene, vi saluto tutti, Stefano, Elio, Ernesto, Ciao. Fabio, un abbraccio, ti aspettiamo, ci vediamo lunedì naturalmente ma rientri per lunedì tu, Beppi, sì? No, rientro lunedì sera. Ecco, allora Beppi ti salutiamo adesso, ma poi ci vedremo più avanti. Lorenzo, c'è la costiera amalfitana, ragazzi. Appunto, uniamo l'utile al dilettevole. Fabio. Uniamo l'utile al dilettevole, vai tranquillo. Ciao, grazie a tutti, divertitevi, buona settimana e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao. Ciao. Vida Automobili, da 80 anni, punto di riferimento nel mercato dell'auto regionale. Ti attende nelle sue sedi di Latisana, Codroipo e Portogruaro. Da Vida troverai un vasto assortimento di auto nuove a chilometro zero, auto aziendali di tutti i marchi con chilometri certificati e 24 mesi di garanzia europea. Vida Automobili, fidati! We Like Bike, percorsi cicloturistici, noleggio e-bike ed eventi. Visita il nostro sito www.welikebike.org.